Il giorno X è il 21 giugno, ma in molti hanno già iniziato a collezionare foto o video, un nuovo gioco a metà tra misoginia e bullismo. I maschietti che cercano ragazze sovrappeso. Più ne trovano e ne toccano, più sono in sovrappeso, più loro sono maci. Poi postano tutto su TikTok. Una sfida, l'ennesima, sul social più gettonato dai giovanissimi, che sta allarmando la polizia postale e deve allarmare anche le famiglie, essendo le scuole ormai chiuse, perché la piazza, anche se virtuale, è sempre più vasta. Mentre prima rimaneva chiuso, diciamo, all'interno della classe, di quel gruppetto o nelle piccole chat, adesso sta diventando un fenomeno che sta dilagando e che può essere anche incontrollabile da questo punto di vista, perché arriva dappertutto e sono anche situazioni che non possono più essere cancellate. Sappiamo benissimo che una volta che postiamo qualcosa in internet è difficile che poi possa essere eliminato, e questo provoca dei danni sia alla vittima, ma anche, perché no, anche al ragazzo stesso, che magari dopo alcuni anni è ancora tacciato di aver fatto determinati atti. Ecco. Abbiamo visto cosa ha generato l'appuntamento su TikTok la scorsa settimana a Peschiera e Castelnuovo, l'emblema del nuovo modo di comportarsi e di agire di molti adolescenti. Non essendoci uno spazio di confronto, non essendoci qualcuno con cui parlare, quello che viene meno è il limite. Per me posso fare tutto quello che voglio su un social, lo pubblico, e qualsiasi sia la cosa che ne viene non avrò un confronto reale con chi magari potrebbe aiutarmi o potrebbe farmi ragionare su determinate tematiche. Qualcosa che forse non abbiamo previsto, qualcosa che forse non abbiamo compreso e che quindi ci costringe tutti quanti come società, professionisti, genitori e famiglie, a adeguarci e riuscire di nuovo veramente a fare magari gruppo per riuscire a recuperare questi ragazzi. Parlarne in questo caso, dice lo psicologo, può servire. Allora, parlarne serve soprattutto per riuscire a trovare delle soluzioni in merito, oppure anche iniziare magari a entrare in questi social come adulti, come figure educative, perché alcuni professionisti lo stanno facendo, per parlare con i ragazzi. A volte questo è anche un mezzo con cui possiamo tornare in contatto.